Appassionati di futsal, un cordiale saluto ad Alessandro Pau, siamo in diretta dal Pala Olgiata di Roma, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Italpol e Città di Massa, valida per la 23esima giornata del girone B del campionato di Serie A2. Allora, laterale, Italpol, Ippoliti, palla deviata, la parata di Marioni, poi sterza ancora il 16, Gargantini su di lui, alla meglio il brasiliano, poi con un guizzo prova a calciare col destro, c'è stata la deviazione, sarà corner per l'Italpol, capitano dell'Italpol. Palla alzata sul secondo palo, Paulinho al volo, colpisce l'esterno della rete, si allarga Bijak perché forse ha visto anche uno spazio per calciare. Ippoliti va in porta e da lì, lo abbiamo detto, per Ippoliti è la mattonella perfetta, fa 1-0 sul calcio di punizione, Italpol avanti. Pallone alzato del Ferrari, un anticipo su Gargantini, la botta centrale sul secondo palo, Bijak al volo, Marioni con un miracolo tocca il pallone quanto basta per metterlo sulla traversa. Bijak infatti lascia Ippoliti che va in porta, palla sul fondo, a un passo dalla doppietta Ippoliti, Bijak, Pizzoli, palla allontanata, Marangon, ancora Ippoliti, il tiro, palla in porta, la doppietta di Luca Ippoliti, è 2-0 per l'Italpol, ha preso la squadra sulle spalle con la doppietta, Italpol che conduce grazie a Ippoliti. Bijak la recupera, Paulinho spara alto da posizione interessante, può andare col destro sul secondo palo, Kilez, deviazione di Paulinho, c'è stato però un fallo in area di rigore, ha ammonito Ippoliti, sarà, se non abbiamo visto male, calcio di rigore per il Città di Massa. 3:48 all'intervallo, parte Jodas, il tiro, Tartabini, la parata, il contropiede Paulinho, palla in rimessa laterale, poi ricomincia, c'è spazio per Kilez, carica il mancino, palla sul fondo, l'ha toccata probabilmente Tartabini, sarà calcio d'angolo. Jotas sbaglia in orizzontale, Di Eugenio allarga Luca Pizzoli col mancino, il diagonale del numero 30 si spegne fuori di un soffio, è ancora 2-0 per l'Italpol. Kilez col mancino, palla sul fondo, forte del 2-0 di vantaggio, palla alzata sul secondo palo, Bertoldi al volo, Tartabini, così, poi la palla resta lì, ancora Tartabini e poi Bertoldi spara alto, via ancora Jodas, Signorini, tutto regolare, Di Eugenio a tu per tu col portiere avversario, Di Eugenio, la palla resta lì, ancora Di Eugenio, il salvataggio, palla in rimessa laterale, Paulinho, Di Eugenio, la sponda, Paulinho, palo esterno, la tiene il 4, poi la sponda Di Eugenio, Marioni dice di no e mette in calcio d'angolo, gli ruba il pallone dai piedi, poi lo mette in movimento, Kilez al volo dentro, stavolta Tartabini non può nulla, è Jodas che fa 2-1, accorcia il Massa, corre il 10 centralmente, lo ferma Signorini, grande intervento, Di Eugenio allarga Signorini, ancora il 9, il destro, la rete, Signorini, la gioia del 9 all'esordio che va a mettere dentro il gol del 3-1, che esordio per Signorini, partita pazzesca e il gol del 3-1, solo applausi per Signorini. Vuole impedire il cambio del portiere al Massa, Ippoliti alza, Dijak cambia lato, Ippoliti, la tripletta del 17, è 4-1 per l'Italpol. Massa che continua a giocare col power play, attenzione però Ippoliti, la parte è vuota, Ippoliti, il poker di Ippoliti, è 5-1 per l'Italpol, il poker servito da Ippoliti, non ha ancora toccato palla, va al tiro, palla che entra in porta, proprio Ricci che può andare ad esultare per il gol che vale il 5-2, gol valido solo per le statistiche, è 5-2 al Pala Olgiata, gara ormai praticamente chiusa al Pala Olgiata.
palla sul fondo, arriva il triplice fischio, l'Italpol batte il Città di Massa col parziale di 5-2, conquista 3 punti importantissimi per la sua classifica. Eccoci in diretta con Simone Tartabini, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo da un commento su questa gara. È stato il tuo esordio in campionato dal primo minuto, avevi già giocato qualche minuto contro l'Active Network. Ti chiedo che emozione hai provato a giocare in campionato, insomma, la tua prima partita, e appunto sulla tua prestazione. Hai parato il rigore, sono arrivati 2 gol subiti, ma comunque i 3 punti, insomma, ci sono stati. Sono contento della prestazione, non è mai facile giocare nel nazionale e sono contento. Era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e c'è stata la mentalità giusta, quindi tutto quello che cercavamo è uscito e va bene così, siamo contenti. Ora c'è il turno di riposo, poi il rush finale di questo campionato. Ti chiedo, tu che comunque ovviamente sei tutti i giorni con la squadra, che clima c'è e quanto siete carichi per questo finale di stagione? Il clima è molto sereno, c'è un ambiente sano, stiamo bene insieme, ci divertiamo tutti gli allenamenti e continueremo a farlo fino alla fine, lottando per tutti i punti che servono per arrivare ai playoff, quello è il nostro obiettivo.